Parte all'assalto nell'ultima stoccata Carlotta Fusetti, diciottenne sciabolatrice padovana, un punto e la vittoria è sua. È lei, la più forte sciabolatrice under 20 del mondo, Carlotta Fusetti, che nella finale di Sosnowiec in Polonia si è imposta sull'americana Magda Skarbonkiewicz. Su alla Coppa del Mondo, dopo un girone da 5 vittorie e una sola sconfitta nel tabellone dei 64 dell'eliminazione diretta, che l'ha vista imporsi in semifinale per 15-14 su un'altra azzurra, Michela Landi. Dopo aver vinto il bronzo in Bulgaria a febbraio, sconfitta in semifinale proprio dall'americana, Carlotta Fusetti, sciabolatrice del Petrarca Scherma, è salita sul gradino più alto del podio. Il tempo di godersi la meritata felicità è però poco. Domani Carlotta Fusetti con Manuela Spica, Mariella Viale e l'altra padovana Lucia Stefanello è pronta a tornare a difendere i colori azzurri nella prova a squadre. Che dire, en garde ragazze!